Amici bellini, roba pazzesca, se questa roba è vera, se questa cosa va in porto, qua è capace che finalmente diamo una scossa al mercato, perché non solo, in Italia potrebbe sbloccarsi anche il Napoli, e vi spiego perché, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici cari, veramente cari, com'è brutto quando vi incontrate per strada, magari, ehi caro, brutto proprio, carissimo, brutto. Sandro Terapia, o Terapia, poi non saprei, benvenutissimo, benvenuti tutti nuovi, siete tantissimi. Ieri ci siamo divertiti, chi è iscritto al canale Telegram che trovate in basso in descrizione ha saputo della mia partecipazione nella live di Demon Quaid, un youtuber juventino, dove c'erano altri youtuber interisti, romanisti, abbiamo parlato un pochino della situazione ed è stata una live secondo me interessante dal punto di vista del capire la prospettiva dei tifosi delle altre squadre, per vedere se loro sono soddisfatti, preoccupati, perché noi siamo preoccupati, però se vai a bussare alle altre squadre ti rendi conto che il tifoso della Juve è molto scontento della società, della gestione del mercato, sono 3 anni che sono scontenti, e il tifoso dell'Inter è proprio così. Mentre eravamo live, forse quello della Roma era il più contento, perché con l'arrivo di Mourinho la Roma si sta muovendo sul mercato, insomma abbiamo parlato di Cup Miners, anche se adesso l'Atalanta diventa importante. Dobbiamo andare per ordine però, ragazzi, perché qua a catena si potrebbero scatenare una serie di reazioni, sempre che sia vero la questione che è caldissima. Mentre eravamo in live le notizie si accavallavano: Lukaku al Chelsea per 130 milioni, pare sia stata fatta prima un'offerta di 100 milioni più Marcos Alonso, l'Inter ha detto di no, però se ti danno 130 milioni one proprietario si muove Lukaku, poi dipende anche da lui può dire di no, sto bene, là si continua così, però per 130 milioni poi dopo se ti offrono 15 questi inglesi che vendono i giocatori e poi se li ricomprano li strapagano. Ma questo è un discorso degli attaccanti che, tra l'altro, ragazzi, cominciate a mettere i promemoria, perché tra poche ore, considerando i fusi orari e tutte cose, quante cose? No, tutte cose. Quante cose? Ci guardiamo la partita del Napoli insieme in live, le mie reaction live insieme a voi, perché proprio di attaccanti si scarseggia oggi, quindi c'è già il promemoria, andate subito a cliccare, mettete il like preventivo così non vi dimenticate, e staremo a vedere un Napoli senza punte, perché l'unico attaccante che è andato è Politano. Se Spalletti si inventerà qualcosa, si dovrà inventare qualcosa, il famoso falso 9 alla Spalletti lo farà Politano, lo potrebbe fare Elmas, staremo a vedere. Ma se è tutto vero, se veramente Lukaku si muove, a quel punto si potrebbe scatenare una reazione a catena che potrebbe, a livello di fantasia, perché sono sempre ipotesi di mercato, coinvolgere anche il Napoli. Perché? Perché se l'Inter ogni tanto si è parlato, no, di Petagna vice Lukaku. Ora io non dico che l'Inter può sostituire Lukaku con Petagna, sarebbe una follia, però Petagna potrebbe rientrare in un giro di attaccanti, in un valzer di attaccanti, perché per esempio l'Inter potrebbe decidere di comprare Belotti con una serie di soldi a disposizione, puoi andarti a prendere Belotti. Poi non so se a Inzaghi piace, non so se hanno altre idee, perché potrebbe essere Zapata il primo pensiero per sostituire Lukaku, giocatore con le caratteristiche simili. Poi tra l'altro vi dico che in queste ore potrebbe tranquilla, questa è stata la mia previsione, diciamo anche divertente, ironica, uscirà il sondaggio dell'Inter per Osimhen. State sicuri? Oppure si dirà Mertens, perché Mertens è stato accostato molto spesso all'Inter, De Laurentiis si vuole liberare dell'ingaggio, così Mertens così. Quindi si farà questa ipotesi, credetemi, qualcuno la farà, qualcuno ipotizzerà, però io credo di no, credo che Osimhen non si tocca, altrimenti Spalletti se ne va a lui immediatamente, se ti togli anche Osimhen, che è l'unico che praticamente sul quale uno può, speriamo bene, speriamo con il mazzo che ce lo abbiamo a disposizione. No, non è questo. Io credo più
che potrebbe essere la questione Zapata, perché a quanto pare l'Atalanta si potrebbe fiondare con soldi a disposizione, perché è vero che proprio Romero dall'Atalanta dovrebbe passare al Tottenham in queste ore, quindi 50 milioni di qua, poi magari si prendono Demiral, guardate come tutto così, Demiral potrebbe sbloccare altre situazioni alla Juventus con qualche soldo a disposizione, loro sono scontentissimi di questa roba qua, però perché poi si punta su Rugani, noi pensiamo, noi puntiamo su Luperto, Rugani è il loro Luperto fondamentalmente, e quindi hanno paura, noi diciamo che Manolas sta sempre infortunato, loro hanno paura che Chiellini sta sempre infortunato, e quindi restano solamente con De Ligt e Bonucci. Che ci fanno con De Ligt e Bonucci solamente? Sì, comunque sono problemi che ogni squadra ha. Ecco che l'Atalanta potrebbe andare a prendere Abraham proprio dal Chelsea e quindi sostituire uno Zapata che si potrebbe muovere all'Inter, sempre che l'Inter non decida di prendere qualche altro giocatore e di fare il botto, perché se vendi Hakimi magari tu puoi riutilizzare quei soldi per appianare un pochino i debiti, perché ce ne sono di debiti lì da quella parte. Non credo che tutti i soldi di Lukaku poi possano entrare nelle casse e non uscire, qualcosa si muoverà, io credo che è indubbio, si muoverà tutta la Serie A a questo punto, perché queste sono quelle operazioni che a catena scatenano una serie di reazioni, e quindi staremo a vedere. È interessante l'idea che più probabilmente una cosa così, una speranzella, che magari se effettivamente Belotti si dovesse muovere e andare all'Inter, il Torino potrebbe rifiondarsi a quel punto su Petagna, e quindi se si rifiondasse su Petagna nel giro di poche ore noi dovremmo capire se il Napoli vuole conservarsi Tutino oppure se Tutino è fatta al Parma, perché tra le varie ipotesi si è detto che Osimhen non parte per la Polonia per una questione precauzionale, perché il ragazzo corre come un pazzo, non si risparmia mai e si rischia di farlo affaticare, di farlo anche infortunare, perché lo sappiamo che Osimhen è così, si lancia, e quindi bene, sono d'accordo, facciamo un amichevole sperimentale, va benissimo, però poi devi considerare quelli che sono i sostituti. Mertens lo aspettiamo, ovviamente per quanto mi riguarda un altro anno se lo può fare da panchinaro di lusso, che comunque avrà dei problemucci fisici, appena li risolve secondo me capiremo qual è l'entità di Mertens calciatore, e lì se vendi Petagna devi decidere di averne un altro, e potresti anche decidere di conservare Tutino, che è vivaio, che è primavera, insomma che è italiano, che ha fatto bene, che dimostra anche di avere caratteristiche leggermente più simili a quelle di Osimhen rispetto a Petagna, quindi questa potrebbe essere un'altra svolta per il mercato del Napoli in fase di uscita. In uscita invece tutti questi diciamo, non voglio chiamarli scartine, ma insomma giocatori che non avrebbero comunque avuto spazio, i vari Ciciretti, Luperto, tutti questi qua che si stanno muovendo. Nikita Contini non è convocato per oggi, ma sappiamo che ha avuto un problemuccio fisico, quindi non è una questione di calciomercato, qualche soldo si racimolerà, il Chelsea spende. Se il Chelsea spende, allora magari potrebbe accettare un'offerta per Emerson Palmieri o per lo stesso Marcos Alonso. Perché ci dobbiamo fissare su Emerson Palmieri? Magari possono vendere Marcos Alonso, che è più in esubero per loro, perché comunque ne hanno tre, uno più forti dell'altro. Non c'è Chilwell, che titolare inamovibile. Allora il Napoli, per esempio, potrebbe uscire la notizia del Napoli che si fionda su Marcos Alonso. Potrebbe essere un'altra notizia così. Insomma, ne vedremo delle belle in questi giorni. Veramente esploderà il mercato, noi terremo sempre presente il caso Insigne, che terrà banco nelle notizie di tutti i giorni, perché ognuno farà le ipotesi, ognuno dirà la sua, voi direte la vostra e io dirò la mia, però questo sarà il momento adesso del valzer degli attaccanti e dello spostamento dei soldi in Europa, specialmente in Italia, perché è vero che in Inghilterra a quanto pare possono spendere, non c'è crisi, Paratici si sta divertendo un mondo, è andato lì e spende e spanne come meglio crede. In Italia noi dobbiamo subire il mercato degli altri e muoverci di conseguenza. La live che ho fatto è stata molto importante, perché sì, Cop Miners ok, ma la stessa Roma che ha bisogno di qualcosa a centrocampo dice ma non lo so se riusciamo a permettercelo, comunque noi abbiamo un piano di risanamento, non è facile spendere altri 15, e allora si riparla di Cop Miners all'Atalanta. Ecco perché il cavaliere di prima ritorna ritorna il cavaliere di prima e si parla di nuovo di Cop Miners all'Atalanta. Dobbiamo aspettare, purtroppo questa è la situazione, ed è una situazione generale. Non dico che adesso improvvisamente sono fiducioso, siamo probabilmente ancora inguaiati, ma
Come dice Amish County, non mi piace sta cosa, me la ruppo. Dobbiamo considerare che anche le altre squadre non sono perfette e quindi magari uno dovrebbe approfittare di qualche scivolone che potrebbe accadere anche da parte delle altre squadre. Quindi noi da New York, Valero Fluido è tutto, ma per poche ore, perché tra un po' ci vediamo live, dopodiché continueremo a parlare di mercato dopo la partita del Napoli, perché ci renderemo conto anche magari di qualche, perché sarà una bella prova senza attaccanti, capire se riusciamo comunque a creare. A me non interesserà il risultato, ma vedere se la squadra riesce a trovare delle soluzioni alternative. Non sarà facile, siamo ancora pieni di riserve, sono tornati i nazionali, piano. Qualche cosa succederà, qualche cosa si deve muovere per forza, perché io non ci posso credere che il Napoli non farà proprio niente. Qualche cosa lo farà, vedremo se ci soddisferà. A voi soddisfa queste ipotesi, per esempio, che si muove, se ne va Petagna e resta Tutino? È un'ipotesi così, oppure che magari il Napoli si inventa qualcosa? Non si inventerà niente, però magari, sai, che ne sai. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè? non mi ricordo come mi chiamo.